Brava! Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Val Zoldana. Siamo saliti da Longarone e poco prima di arrivare a Forno di Zoldo abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio del lago di Pontesei. Faremo un giro ad anello che passerà per il rifugio Bosconero e qui siamo già arrivati al primo bivio. Qui, andando a destra, è un po' più lunga, anche un po' più complicata, ma è anche più bella. A sinistra invece si fa un po' più presto. Noi andremo su da questa parte, passeremo per la caserra dei Zot e poi il rifugio Bosconero. In questo tratto ci sono due punti un po' impegnativi. Uno è per accedere al ponte e uno è subito dopo con scaletta in legno e catena. E questo è decisamente meglio farlo in salita perché è scivoloso. Un po' di erba buona. È un altro passaggio un po' delicato, sì. Da qui c'è un bellissimo scorcio su Moiazza e Civetta e giù la valle Zoldana.
Attenzione, arrivati a questo punto. Sulla sinistra si vede un cartello azzurro con scritto Calchera dei Zot. E lì c'è anche un tratto di sentiero che però non porta da nessuna parte. Bisogna girare a destra. Eccoci arrivati a Casera dei Zot. Qui siamo circa a metà strada fra il parcheggio e il rifugio Bosconero. Volendo da qua si può direttamente raggiungere la cascata, ma lo faremo al ritorno quando completeremo l'anello. Questo percorso è molto noto, per non dire famigerato, per le sue radici affioranti e soprattutto in periodi come questo in cui piove quasi ogni giorno è bene stare attenti perché diventano molto scivolose. Inizia la parte più ripida del percorso. Tira parecchio. Siamo arrivati ad un bivio dove non ci sono segnalazioni, però sulla destra c'è un cartello che manda giù e poco più avanti, non visibile da qui, ce n'è un altro azzurro che manda in direzione Colazzi di sopra. Questo è il giro della montagna. Un centinaio di metri dopo il bivio precedente che mancava di segnalazioni, qui sono doppie. Ci sono i cartelli CAI e anche quei cartelli lì grandi, che indicano il rifugio Bosconero a pochi minuti da quella parte. Siamo arrivati al rifugio Bosconero. Il posto è veramente bellissimo, il panorama incantevole, peccato il meteo perché le nuvole coprono un po' il Civetta. E questo è un bellissimo panorama su Sfornioi, Tovanella e Bosconero. Adesso torniamo sui nostri passi per poche decine di metri, al bivio di poco fa. E lì prendiamo, invece che il 4,85 che è quello di salita, il 4,90 in discesa e poi faremo la deviazione verso la cascata e il laghetto delle Streghe. Ecco, questo è il bivio e noi scendiamo giù a destra. Si scivola bene.
Eccoci, siamo arrivati alla deviazione. Il sentiero è lì, scende giù, sempre il 4,90. Lì non c'è un cartello, ma il cartello è qua dietro. Indica Casera dei Zot, che è quella che noi abbiamo fatto questa mattina, perché in effetti, volendo, si può fare un anellino tornando lì. Ecco, siamo arrivati qui che c'è un bivio. A destra c'è un cartello dove c'è scritto laghetto e a sinistra Casera dei Zot e cascata. Allora facciamo prima la cascata e dopo torniamo qua e andiamo al laghetto. Brava! E dopo la cascata andiamo verso il laghetto delle Streghe. Eccolo qui il laghetto, ha un colore verde smeraldo, altro che. Abbiamo scoperto che dal laghetto delle Streghe non occorre tornare indietro fino al bivio precedente, perché qui è anche scritto in uno dei cartelli innesto col 4,90, quindi basta continuare dritti e si torna sul sentiero che avevamo preso prima. E qui c'è anche la fontana dell'Eterna Giovinezza. Pensa un po'. Ecco, siamo tornati sul 4,90. Piove. Piove.
Purtroppo in questo periodo piove ogni giorno. Vabbè, ormai manca poco a chiudere l'anello. Ecco, abbiamo appena chiuso l'anello del rifugio Bosconero perché siamo tornati al bivio di questa mattina. Salita per il 4,85 e discesa per il 4,90. Il percorso è stato veramente bellissimo e di estremo interesse, con la sua cascata, il laghetto delle streghe, il rifugio Bosconero, e ha un verso di percorrenza decisamente preferenziale, cioè in senso antiorario, in modo da fare in salita la parte più impegnativa, con quella con dei punti piuttosto delicati, che è appunto quella del 4,85. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate le tracce GPX di tutti i nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Sul cartello c'è scritto 10 minuti Ponte 6. Cerchiamo di sbrigarci perché abbiamo i tuoni sopra la testa.